Ma che freddo fa? Mi si sono spennacchiati pure i capelli. Allora, vabbè, ricominciato, detto, fatto. Diciamo che era stato sospeso, erano un po' fermi perché era uscita una polemica per un tutorial abbastanza stupidino, però credo che anche lì hanno esagerato. Eccomi, buio, luce, buio. Allora, oggi c'è freddino. Ah, fermo! Questo è sporco, non si tocca. Oggi c'è freddissimo e ispirata dalla mia amica Mari ho deciso di fare qualche vlogmas, che sarebbero i vlog di Natale. Guarda, guarda, ti stanno sentendo tutti che stai frignando. Per che cosa? Per aprire lo scatolo delle scarpe di mamma. Bravo amore. Comunque, dicevo questo che mi ha ispirato. Io non so se questo sarà figlio unico come vlogmas oppure ce ne saranno degli altri. Ora te lo faccio vedere cosa c'è dentro. Niente, sono sul divano e Raffaello ha deciso di saltare su. Dunque, dicevo, il nostro elfo questa mattina si è fatto trovare ha apparecchiato una bisca clandestina praticamente, perché giocava a tombola con tutti i peluche di Leo e di Raffaello. Leo è stato particolarmente contento perché era da giorni che diceva che voleva giocare a tombola, l'elfo l'ha sentito, che è qui sopra. Comunque, se è interessato a vedere altre marachelle, sorprese o dispetti del nostro elfo, su Instagram ogni mattina fino al 24 vedrai cosa farà il nostro elfo. Adesso ti volevo far vedere una cosa perché oggi c'è troppo freddo e grazie ad un ricordo di Facebook mi ha ricordato una foto di 10 anni fa circa. Mi sono ricordata di avere un paio di scarpe che 10 anni fa erano molto in voga, ma adesso io non riesco più, non riuscirei mai più ad uscire di casa con indosso queste scarpe, quindi già da 2 anni circa le uso per stare in casa. Adesso te le faccio vedere. Allora, le scarpe sono queste e sono i famosissimi Ugg color nocciola che ho comprato veramente tanti anni fa. Mi ricordo è stato questo acquisto è stato una delle mie prime recensioni del mio blog, del mio vecchio blog www.chickenonimpegna.it, che adesso non esiste più. Dentro sono morbidissimi e caldissimi, li metto anche con il risvoltino. Comunque se non fosse stato per Facebook che me lo ricordava, io mi ero proprio dimenticata di queste scarpe. Ne ho comprate anche un bel po', tra l'altro, ovviamente, però almeno così le utilizzo anche per stare in casa. E sicuramente il piedino rimane caldo, cioè, sofficissimo qua dentro, non si può capire. Ciao! Allora oggi vediamo se riesco, se il telefonino regge, metto le scarpe e vi porto con me. Vado a fare un giretto, devo comprare alcune cosine, altri addobbi di Natale e un po' di spesa. E se la batteria del telefono regge, vi porto con me. Allora, ok, c'è un buio in questo angolino, ci vorrebbe un'altra luce. Comunque, allora ragazzi, questo è uno dei miei maglioncini preferiti, è non sfruttato di più, infatti si vede. C'è uno scatolo lì? Ah, quello sì, c'era dentro il muschio del presepe. Allora, lo dovrei togliere perché ovviamente ha fatto il suo dovere, ma non ce la faccio. Ogni inverno mi riprometto di toglierlo, di riciclarlo, non lo so, e invece è sempre lì nel mio armadio. Quando devo andare da qualche parte, questa è la mia comfort zone. Io quando devo uscire veloce, comoda e tutto, questo maglioncino e via, sopra i jeans, sopra i leggings, sopra questi pantaloni con gli stivaletti. Questa è la mia sciarpina, giubbottino molto molto pesante, forse anche troppo, forse lo cambio perché ancora non c'è tutto questo freddo. È imbottitissimo questo giubbotto
di Abercrombie, l'ho comprato tipo 10 anni fa e ancora, ragazze, nonostante è bianco e l'ho lavato veramente un sacco di volte, ancora resiste. Anche il pellicciotto interno si vede che è fatto bene. Infatti non mi era costato poco, però almeno dura nel tempo. Borsa, devo controllare. Ora mia sorella, quando vedrà questo video, mi dirà: fai venire il mal di mare quando fai i vlog, perché io veramente non lo so fare. Non li so fare i vlog. Oh, ho trovato un Kinder cereali dentro la borsa. Comunque, riposiamolo qui per adesso. Devo controllare la mascherina se è in borsa, perché ogni volta esco e mi ricordo solo dopo della mascherina. Comunque, vediamo, vi faccio vedere dopo, mi porto in giro con me un pochino. Ciao! Fingers tremble, tingle like a bubbles full of rainbows then crack. Sighs will sing and whisper when the shadow lights the moonlight with black. Oh, things with silver lining, sparkle, tints, a twinkle, shining with waving whisper, willow wings, the breath of song that Christmas time streams. Things that glow and glisten, eyes of children with a listen then burst. Things that tossed a wishful wish of watching someone else as it first. Oh, days of dingle dangle, will a million pass some tangle too, and say the stars the spangle of this Christmas space, the clangor our dreams. Of Christmas, dear Merry Christmas, dreaming of a Merry Christmas to you, a very Merry Christmas. Galloping along in Santa Claus is Lady Radigan, bringing joyful tidings to the dreams while lying below. I'm talking of David dreams, wishing in moonbeams, little trouble tingle like a bubbles full of rainbows and light. When you came to wake me and to wish me Merry Christmas in love, Christmas in love. I can tell a tingle like a bubble full of rainbows and light. When you came to wake me and to wish me Merry Christmas in love, Christmas in love. When you came to wake me and to wish me Merry Christmas in love, Christmas in love. When you came to wake me and to wish me Merry Christmas in love, tingle all day apart. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know.
treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Allora, per cena stasera ho preso questa, la cipolla surgelata. Io di solito la compro fresca, però effettivamente per fare prima conviene comprare questa già porzionata, non è cotta. Questa l'ho presa appunto di NMD. Ingredienti: cipolla, però può contenere sedano. Ma che c'entra il sedano? Non si sa. Comunque no. Allora, per sera le verdure ancora surgelate, ma salate già in ebollizione. Cuocere per circa 5-7 minuti. Lavo la plastica. Io credo che la bollirò un po' nell'acqua e poi la salterò in padella
insieme a un po' d'aglio, un po' di peperoncino, queste cose qua. Secondo me, non lo so, ditemi voi. Secondo voi se io questa la metto direttamente in padella, va bene lo stesso? Oppure prima deve passare dalla pentola? Non lo so, ditemi voi. Poi ovviamente ci apriamo sopra a cascata uova e panino però integrale. Mi raccomando, questo è mio, questo è di mio marito. Buongiorno, allora dalla mia postazione, però al contrario, aggiornamento mentre mi bevo un caffettino. Sono le 11 e ho già preparato il pranzo, quasi tutto, ho preparato comunque il condimento per la pasta, ho pulito le solite pulizie giornaliere, la solita routine, il bagno, l'aspirapolvere, eccetera, eccetera, niente di extra. Questo perché ogni volta mi chiedete ma come fai a fare tante cose, i video, a registrare, i bambini. Ci vuole organizzazione nella vita, purtroppo delle volte lo devo ammettere, ci vuole solamente dell'organizzazione. Poi non svegliarsi tardi, già svegliarsi la mattina prima dei bambini ti permette di riuscire a fare un bel po' di lavoro. Comunque, allora ieri vi ho fatto vedere un po' dove che sono andate in giro, che fantastica movida. Comunque sono rimasta totalmente insoddisfatta perché ero andata in quei negozi per cercare queste strisce verdi perché volevo fare le ghirlande, solo che ne ho trovata solo una totalmente verde, le altre erano o con altri colori o che non mi piacevano. Sono andata anche in un altro negozio dopo che non vi ho potuto far vedere niente perché si è scaricata la batteria del telefonino ovviamente, ma anche lì erano finite tutte quelle verdi, ma una cosa pazzesca. All'MD pensavo di trovarne, infatti qui ho preso anche il volantino, non è un volantino, è una specie di libricino comunque con tutte le offerte, tutte le novità del periodo. Ci sono tante cose che nell'MD qui dove vado io del mio paese non esistono, quindi c'erano anche queste strisce per fare le ghirlande, ma lì nei cesti dove ci sono tutti i prodotti natalizi ovviamente non c'erano. Quindi comunque questa la userò per fare un albero di Natale 2D da mettere qui al posto dell'arcobaleno. Quindi dicevo, se vi ricordate, tempo fa avevo realizzato una TP, una tenda degli indiani con i bastoni di legno della scopa, quelli delle scope. Adesso, dato che non la usiamo più perché abbiamo deciso di montare piste in camera, comunque c'era veramente pochissimo spazio, ho dovuto toglierla. Cosa faccio con i bastoni? Creiamo adesso un bell'albero di Natale. Prossimamente vedrai il tutorial di come creare l'albero di Natale 2D. A parte questo, il prossimo video probabilmente sarà dedicato ai regali di Natale fai da te. Oppure se riesco prima devo fare anche un video outfit per quanto riguarda sempre le festività. Vediamo in che ordine li riuscirete a vedere. Il brano che avete sentito prima, il brano natalizio, è cantato da Mari. Mari ha creato una compilation natalizia con delle canzoni famosissime interpretate da lei. Se vi interessa, se lo volete, potete scriverle direttamente nell'info box, qui clicca la freccetta, ti do il link diretto al suo canale, così se siete interessati... Amore, non si strisciano le sedie.
così se siete interessati lo potete richiedere direttamente a lei, magari in cambio di una piccola donazione, perché in questo periodo soprattutto gli artisti come i cantanti, ma anche gli attori e tanti altri si stanno trovando ad affrontare un periodo veramente difficile. Quindi se volete anche fare una buona azione e ascoltare della buona musica, vi lascio il link qui nell'info box. Io per adesso vi saluto, mi metto all'opera e ci vediamo dopo. Mi è stancato il braccio, mi abbasso la testa. E ci vediamo dopo presto con altri video, probabilmente tutorial.